Pinuccio Cosu. Ti amo molto amore, tu lo sai, proviamo ancora a non lasciarmi mai, lo sai, non è possibile senza te. Qualche volta vorrei anch'io restare accanto a te, ma non ci... Nostalgia, e questo è il nuovo album di Pinuccio Cosu. Noi tra l'altro vogliamo dire ai nostri telespettatori, se qualcuno di voi vuole, che so, rivedere alcune puntate di Diepro Die, può farlo semplicemente entrando su internet e entrando su YouTube, quindi www.youtube.com, lì andate in ricerca, cercate di Paul De Santi, e se volete rivedere Pinuccio Cosu a fianco al mio nome digitate pure Pinuccio Cosu, vedrete sicuramente anche queste puntate, così come vedrete puntate di un trascorso di spettacoli proprio insieme a Pinuccio, che tra l'altro è stato coproduttore poi di un mio album del 1995 che era Fine del gioco, un po' un ritornare indietro nel tempo. Signori, ma quando mai siamo a Sassari e Pinuccio? Ma dico, ma se intanto Pinuccio Cosu, dovete sapere, è uno dei grandi chitarristi storici, ma non di Sassari, storici in Sardegna. Alzati Pinuccio, l'avrete visto tante volte in varie trasmissioni, Videoline, Rai, ha seguito il duo Pugioni per tanti anni, ma non solo, ha seguito me, vabbè, in un lavoro discografico che ho fatto qualche anno fa, che è stato l'arrangiatore di quel disco, ma non ne voglio parlare del mio disco, parliamo della tua esperienza come compositore, anche come musicista. Quanti anni è che fai questo mestiere? Sei un vecchietto, diciamole come sei quest'anno. Sì, dai, Paul, lo sai che siamo veterani nel... No, parla per te, io sto nascendo, voglio dire, ho 25 anni appena sì, compiuti. 25 anni, sì. Sì, vabbè, ciao. Vabbè. La canzone, cosa ci propone Giovanni Maria? Maria è la più buona sassaresa. Marina è la più buona. E non vi attrabiazza più bella di chi ti va a presentare. Vai, un pezzettino, vai. Sulle manine tutti. Facciamo del pubblico. Maria è la più buona sassaresa. Maria da usare si mangia e pendarini capo non si fa vedi a dire a mamma. Maria Dio ti possa Grazie, l'applauso. Il tempo però passa e noi ci si ritrova qui 2008 con questo nuovo album, Nostalgie. Ma parliamo di quest'album, 3 canzoni nuove contenute all'interno dell'album, diverse cover, la prima delle quali è dedicata a una nostra amica in comune. È vero, una nostra carissima amica Giovanna Nocetti, che appunto ho voluto dedicare questo brano, che appunto il mio ex, io l'ho trasformata la mia ex, che è il paroliere Paolo Limiti, un carissimo amico di Giovanna, e quindi insomma mi ha fatto piacere sentirla, che questo brano insomma gli ha ricordato i suoi tempi, e anche a me. Intanto vedi, mentre parliamo c'è proprio Giovanna in occasione di una puntata di Sassari in Teatro, vedete proprio qui le immagini, lei che canta. Io vado subito da Giovanna, ben trovata, come va? Grazie, buonasera. Stai bene, Giovanna? Sì, sto benissimo. Voglio ringraziare questo pubblico calorosissimo, ma soprattutto te per avermi invitata. Io mi trovo da 2 giorni qua a Sassari insieme con questo bel giovanotto, ma non è il mio fidanzato, eh? No, beh, certo, però ci conosciamo da un po'. Giovanna, che la settimana scorsa, vabbè, era Domenica In. Sì. Oggi, visto che qui per motivi di lavoro... E non questa domenica, la prossima sono di nuovo lì. Ci sono 2 volte al mese.
E certo che è una grande esperienza comunque partecipare a un programma così visto, un programma così popolare. Ma sì, sai, d'altra parte lì c'è Paolo che ha questo spazio dove si cantano quelle belle canzoni che fa sempre piacere Paolo riascoltare. Limiti. Paolo Limiti. E quindi io, facendo parte dello staff di Paolo Limiti, ci sono. Aprendimos a quererte, eterna histórica dura, cuando el sol de mi ternura se lleva contra la muerte, así en la tarde, la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Grande Giovanna Nocetti, salutiamo, ciao Giovanna, io l'ho sentita proprio pochi giorni fa. Ritorniamo a parlare di Pinuccio Cossu, nostalgie, ma perché inserire all'interno delle canzoni inedite? Io ho tante canzoni inedite nel cassetto, quindi ho voluto così mettermi alla prova, appunto come dicevamo poco fa, in questo grande calderone musicale. Certo, non vado a cercare il successo, cioè è proprio una cosa, è una comunicazione queste canzoni mie che ho fatto, quindi è un comunicare appunto quello che è la mia persona, quello che appunto voglio far sentire, insomma. Come nasce Quanto mi manchi? Ma le canzoni nascono perché uno è ispirato quella sera o nascono perché tipo questa canzone Quanto mi manchi vanno a ricordare anche momenti del proprio trascorso di vita quotidiana? Sì, diciamo che le canzoni che scrivo sono vissute, quindi appunto parlo appunto di un passato, di una persona che a me stava molto cara, molto vicina, quindi così una sera, sai, la malinconia ti fa scrivere, ti fa cantare e poi ti fa star bene, quindi così nascono le mie canzoni e così è nata Quanto mi manchi. Quanto mi manchi. Hai un sito internet dove possiamo, come punto di riferimento? Sì, www.pinucciocosu.it oppure www.myspace.com Pinuccio Cossu. Allora, www.pinucciocosu.it, entrate in questo sito, parlate con Pinuccio, scrivete, se volete registrare nel suo studio, insomma, sappiate che avrete a che fare con un grande personaggio della musica. Ringraziamo Pinuccio, ciao Pinuccio, ringraziamo i nostri telespettatori, appuntamento alla prossima, chissà, forse a parlare proprio ancora di musica. Ciao a tutti, arrivederci.